Lo hanno rintracciato a Montebelluna dove viveva. Un cittadino marocchino attenzionato dalla polizia è stato espulso. Gli uomini della Digos lo hanno fermato ed allontanato dall'Italia per motivi di sicurezza. Il provvedimento è stato firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L'uomo era controllato dalle forze dell'ordine per le sue posizioni religiose integraliste e oltranziste ed aveva mostrato atteggiamenti di intolleranza nei confronti di simboli cristiani, oltre al proposito di voler commettere azioni offensive. Ad annunciarlo lo stesso ministro, che ha sottolineato la preoccupazione che stava destando questa persona tra i frequentatori della moschea di Montebelluna, gestita dall'associazione Attavasol. Sconcerto nelle parole del sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin. È una notizia preoccupante, motivo in più per ovviamente fare in modo che anche la polizia locale, nell'alveo dei propri strumenti amministrativi e di polizia, possa fare ulteriori accertamenti che già fa regolarmente anche di concerto con l'Arma dei Carabinieri. Il cittadino marocchino era arrivato in Italia nel 2020 ed era residente attualmente a Montebelluna. Da tempo era attenzionato dalla polizia di prevenzione, poi le sue esternazioni hanno convinto il ministro a firmare il decreto. Una faccenda inquietante, per cui mi sento di ringraziare il Ministro Ladigos e la Polizia di Stato per essere intervenute. Ricordo che Montebelluna è una città che accoglie. Poche settimane fa abbiamo avuto un incontro sul dialogo islamo-cristiano, un momento in cui è stato addirittura piantato un albero in segno di fratellanza da una persona di religione musulmana e una persona di religione cristiana. Di sicuro non siamo tolleranti con gli intolleranti. Un lavoro certosino da parte degli investigatori che monitorano ogni possibile rischio per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.